Ciao a tutti ragazzi, bentornati allo Scrigno del Calcio, bentornati sul canale, supportate questo canale con un like, iscrivetevi che tanto è sempre gratis e seguiteci sui social, poi ve lo ricordo dopo. Ecco quello che vi ho portato oggi, quello che esce da qui, perché oggi, come ci avete richiesto, e lo esaudiamo volentieri, vi parliamo della storia del Piacenza in Serie A. Il Piacenza sono tanti anni che manca dalla Serie A, ormai purtroppo manca anche dai professionisti, ma c'è stato un periodo in cui la squadra emiliana era costantemente in Serie A ed era una squadra anche molto simpatica al pubblico neutrale, al pubblico comunque che si apprestava a vivere il campionato di Serie A. Il Piacenza arriva in Serie A la prima volta nella sua storia, alla fine del campionato di Serie B 92-93, fra la sorpresa generale, una squadra che non godeva dei pronostici, del favore dei pronostici all'inizio della stagione, viene promossa, squadra allenata da Luigi Cagni, che è un allenatore molto pratico, che fa giocare la squadra in maniera non spettacolare ma comunque molto redditizia. Il Piacenza vince a Cosenza all'ultima giornata del campionato 92-93 e per la prima volta nella sua storia è promossa in Serie A. Non ci sono neanche tanti stravolgimenti nella rosa, che si appresta a vivere il suo primo campionato di Serie A. C'è il portiere Massimo Taibi, che è un ottimo portiere, c'è Antonio De Vitis, che è il giocatore più esperto della squadra. Adesso vi faccio vedere l'album del primo Piacenza in Serie A 93-94, così ci ripassiamo anche qualche giocatore. C'è Daniele Moretti, che Cagni ha detto che è stato il giocatore più talentuoso che lui abbia mai allenato in carriera, ed è uno che prometteva tanto e poteva forse fare di più. Eccolo qui, il Piacenza 93-94, il primo che abbia calcato i campi della Serie A. Eccolo qui, scudetto classico del Piacenza, maglia rossa con bordi bianchi. L'esordio del Piacenza in Serie A non va un granché bene, è il 29 agosto del 1993 e il Piacenza perde 3-0 in casa contro il Torino. Si vede tutta l'inesperienza di una squadra comunque con entusiasmo. Lo stadio, che successivamente sarà intitolato al presidente Garilli, è lo stadio della Galleana, prende il nome dal quartiere in cui sorge, e il Piacenza piano piano inizia a districarsi in Serie A, fin quando non ottiene alla terza giornata addirittura un punto nel turno infrasettimanale col Milan, 2 volte campione d'Italia, e che vincerà anche quel campionato. Piacenza-Milan 0-0 diventa una sorta di quasi di miracolo da parte della squadra emiliana, e il Piacenza diventerà la bestia nera del Milan, lo eliminerà quell'anno stesso dalla Coppa Italia e inizierà una sorta quasi di diatriba fra Piacenza e Milan, che culminerà proprio con la fine di quel campionato, perché Piacenza, tra alti e bassi, arriva a giocarsi la salvezza fino alle ultime battute del torneo, e già questo può essere un successo, perché in molti si aspettavano una squadra che retrocedesse quasi immediatamente. Invece Piacenza se la gioca fino alla fine. Alla vigilia dell'ultima giornata di campionato succedono delle cose effettivamente un po' particolari. Intanto perché il Piacenza anticipa la sua partita contro il Parma-Piacenza al venerdì, perché il Parma deve giocare la finale di Coppa delle Coppe. All'epoca, nel 93-94, è il primo campionato con il posticipo della domenica, una cosa che già sembra stranissima. Tutte le altre partite si giocano la domenica pomeriggio, ad eccezione di qualche anticipo nelle ultime giornate di campionato, per permettere alle squadre che disputano le finali di Coppa, all'epoca le squadre italiane ne disputavano tante, di prepararsi con un giorno o 2 giorni in più alla finale. Il Milan anticipa tante volte il venerdì per le coppe. Parma-Piacenza si gioca di venerdì, ma non viene anticipata anche Milan-Reggiana. Piacenza e Reggiana si giocano la salvezza. Parma-Piacenza finisce 0-0 e la Reggiana sa che vincendo in casa del Milan nell'ultima partita, il 1° maggio del 94, si salva. Quindi
parte con un vantaggio. Ora a Piacenza magari si aspettano che il Milan, campione d'Italia, campione d'Europa, diventerà campione d'Europa nella finale col Barcellona, possa mettere in difficoltà la Reggiana. Invece Milan-Reggiana è una partita classica di fine stagione. Il Milan ha anche qualche occasione finché un Eurogol di Massimiliano Esposito, che viene ricordato ancora oggi dai tifosi della Reggiana, permette ai Granata di vincere a San Siro e il Piacenza retrocede. Ci sono delle polemiche infinite, intanto per lo slittamento, per il mancato slittamento di Milan-Reggiana, che non ha consentito alle squadre di giocare allo stesso orario e quindi di fare pochi calcoli, e poi viene messo sotto accusa l'impegno del Milan non particolarmente importante contro la Reggiana, molte seconde linee, e inizia ad esserci una certa rivalità fra Piacenza e Milan. Il Piacenza retrocede tra molta rabbia, quello che comunque era considerato un'impresa già giocarsi la salvezza alla fine del campionato diventa motivo di grande rammarico, ma il Piacenza ci mette poco a riorganizzarsi, domina la Serie B 94-95 e torna immediatamente in Serie A. Il 95-96 è un campionato che il Piacenza vive con più consapevolezza e con più esperienza. Lotta sempre per salvarsi, ottiene dei risultati anche discreti, ad esempio la vittoria contro l'Inter sotto la nebbia arrivata all'ultimo minuto, e riesce a salvarsi. Ed è la prima salvezza in Serie A del Piacenza, che adesso io vi vado a documentare. Non è la salvezza matematica, quello che vi faccio vedere, che è Piacenza Padova 4-0 della terzultima giornata, che adesso uscirà fuori, ma è, eccolo qui, l'ultimo sforzo, Piacenza Padova 4-0, eccolo qui, segnano Caccia, Cappellini, Di Francesco e Moretti, di cui abbiamo parlato prima. Padova già retrocesso e Piacenza vince 4-0, e la domenica successiva basta un punto a Udine 0-0 per acciuffare la prima salvezza in Serie A. E questo è l'ultimo anno di Cagni sulla panchina del Piacenza, prima di un ritorno successivo che vedremo dopo. Ma il Piacenza ora è una realtà ed ha la caratteristica che la contraddistinguerà quasi fino alla fine della sua esperienza in Serie A, che non ha calciatori stranieri. Quando se ne potevano tesserare 2, 3, quando poi sarà illimitato lo schieramento di stranieri, il Piacenza continua ad essere una squadra completamente italiana. Il Piacenza tutto italiano diventa una sorta di slogan per la Serie A. Il campionato 96-97 vede ai nastri di partenza un Piacenza in grado di salvarsi con un allenatore debuttante in Serie A che è Bortolo Mutti. È la grande stagione di Pasquale Luiso, centravanti campano, esploso in Serie C con la maglia del Sora, squadra laziale, e il Piacenza inizia benissimo il campionato, e c'è la particolare esultanza dei giocatori del Piacenza che per tutto il girone d'andata dopo ogni gol ballano la Macarena tutti insieme. Diventa anche questo un marchio di fabbrica della squadra emiliana. Luiso segna tantissimo e il Piacenza sembra pronto per salvarsi. Nel girone di ritorno c'è un calo. A questo si contrappone la rimonta del Cagliari, che era partito malissimo con un allenatore uruguaiano, Gregorio Perez, sostituito da Mazzone. Il Piacenza scende, il Cagliari risale, lo scontro diretto finisce 1-1 in una delle ultime giornate. Luiso ha una sorta di digiuno da gol per quasi tutto l'inverno, torna a segnare alla fine, ma Piacenza e Cagliari si ritrovano a giocarsi lo spareggio. E, ironia della sorte, l'ultima giornata Piacenza-Perugia, scontro diretto, chi perde va in Serie B, chi vince si gioca la salvezza, vince il Piacenza 2-1 e c'è Milan-Cagliari, la stessa situazione del 93-94. Il Cagliari vince a San Siro, il Milan ha una parziale giustificazione, che è una squadra che ha disputato un campionato osceno arrivando a metà classifica.
ma si fa battere comunque schierando tante seconde linee proprio come 3 anni prima, e Piacenza e Cagliari vanno allo spareggio che si gioca a Napoli sotto un caldo enorme a metà giugno nel pomeriggio. Il Cagliari è favoritissimo anche perché seguito da tantissimi tifosi, ma il Piacenza vince 3-1 e si salva. È la seconda salvezza consecutiva in Serie A, arriverà la terza nel 97-98 quando cambia ancora l'allenatore, arriva Vincenzo Guerini, ex allenatore dell'Ancona, e il Piacenza si salva all'ultima giornata vincendo a Lecce. Nel 98-99 arriva Giuseppe Materazzi ed è, opinione personale, il miglior Piacenza che abbia giocato in Serie A. Vi faccio vedere la rosa del Piacenza di Materazzi del 98-99 che si salva anche qui all'ultima giornata, ma si salva giocando un bel campionato. Eccolo qui, il Piacenza 98-99, che mette intanto in luce Simone Inzaghi, che esordisce in Serie A e fa 15 gol, ma soprattutto il talento di Giovanni Stroppa. Giovanni Stroppa è un giocatore dal talento incredibile che non ha mai espresso totalmente a Piacenza, riesce a farlo giocando una stagione straordinaria, è il giocatore dal rendimento probabilmente più alto, è il giocatore che qualitativamente, a parte i grandissimi fuoriclasse di quell'anno, riesce ad esprimere il talento migliore. E il Piacenza all'ultima giornata si trova un'altra volta a giocare uno scontro diretto e pareggia 1-1 con la Salernitana e riesce a salvarsi. Altra salvezza. Non ci riesce l'anno dopo, che retrocede nel 99-2000, arriva Novellino e promuove il Piacenza nel 2000-2001. 2001-2002 è il grande anno di Dario Hubner con la maglia del Piacenza, che a quasi 35 anni vince la classifica marcatori con 24 gol assieme a David Trezeguet, e il Piacenza si salva un'altra volta all'ultima giornata e un'altra volta con uno scontro diretto 3-0 contro il Verona. Abbiamo parlato della retrocessione del Verona di Malesani, andatevi a recuperare il video. E si arriva all'anno in cui il Piacenza ha già il primo straniero, i primi stranieri, c'è ad esempio Matusalem in quell'anno che segna anche diversi gol, il centrocampista di inserimento, e arriva il Piacenza all'ultimo anno in Serie A, il 2002-2003, arriva una retrocessione, non riesce neanche il ritorno di Cagni nel girone di ritorno a salvare gli emiliani, che retrocedono in Serie B. Da allora il Piacenza non è più riuscito a tornare in Serie A, ha vissuto anni complicati in Serie B, anni complicati in Serie C, e adesso lotta per ritornare fra i professionisti, è una delle grandi favorite nel proprio girone di Serie D. Speriamo che possa tornare almeno tra i professionisti. Sappiamo che ci avete chiesto questa storia e noi accompagniamo il Piacenza nel suo possibile ritorno fra i professionisti, e chissà che un giorno non torneremo a vederlo calcare anche i campi della Serie A come è stato negli anni 90. Iscrivetevi al canale, seguiteci sui social, trovate tutto in descrizione. Io vado a preparare un'altra storia che vi racconto domani.